Oggi la giornata internazionale della donna, contributi e riflessioni sulla ricorrenza. Si è parlato della componente femminile nelle forze dell'ordine e il liceo scientifico ha discusso delle donne, della resistenza e lunedì l'associazione Concordia con TVA tornano insieme sul tema per un evento all'istituto Sciascia. Parte stasera con un omaggio alla festa della donna il mandorlo in fiore e stamane la gioia dei bambini del mondo portata al reparto pediatria del San Giovanni di Dio. Le ville di Agrigento, il libro sulle devastazioni ambientali e lo scempio della Villa del Sole presentato ieri al Palacongressi di Agrigento. Fratelli d'Italia ha una nuova coordinatrice cittadina, è Paola Antinoro, eletta stamane. Vinti 24.000 euro centrando 4 terni di quaterna in una tabaccheria della via Duomo del centro storico di Agrigento. Unione Consumatori e Adiconsum incontrano il prefetto al centro le criticità di Agrigento 25. Avverrà il prossimo 15 marzo a Canicattì la traslazione delle spoglie del Beato Rosario Livatino. Grande performance di Francesco Buzzurro ieri sera al Teatro Pirandello. Bentrovati, oggi 8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, un momento necessario per fare il punto sul lungo percorso compiuto dalle donne nella società, sulla loro presenza numerica e su quanto, a dispetto di una società patriarcale, siano riuscite a guadagnare spazi nei luoghi decisionali. E proprio ieri qualcosa sembra essersi mossa sul fronte dei femminicidi con un disegno di legge con cui il Consiglio dei Ministri riconosce il delitto di femminicidio e prevede anche altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e la tutela delle vittime. Tante le iniziative in quella che non è più la giornata della donna, ma un'intera settimana nella quale scuole, associazioni e società civile si dedicano al tema delle donne. E la componente femminile nelle forze armate di polizia si è discusso stamane proprio di questo tema alla caserma Biagio Pistone per iniziativa dell'ANIOC. Etta Miliotto, in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Insignite Onorificenze Cavalleresche, ANIOC, oggi avete deciso di ricordare l'8 marzo con una cerimonia qui presso la caserma dei Carabinieri, coinvolgendo tutte le forze dell'ordine. La bellezza della modifica all'articolo 51 della Costituzione e ci impone di ricordare in questo giorno solenne dedicato alla donna quelle figure femminili che fanno parte di tutte le forze militari esistenti nel territorio italiano, donne che si spendono per delle cause importanti, ma che lasciano il segno per rafforzare la potenza della sensibilità di una donna. La donna carabiniere ormai è una realtà in tutti i territori, non solo ad Agrigento. Oggi festeggiate questa festa. Ecco, la sua esperienza. Io sono molto orgogliosa del percorso che ho intrapreso ormai diversi anni fa. Entrare nell'Arma dei Carabinieri per me è stata un'opportunità fondamentale, mi ha dato occasioni di crescita poi in tutto il territorio nazionale, quindi in questi anni in cui sono entrate le donne erano già nell'Arma dei Carabinieri, quello che ho potuto trovare è sempre stato un ambiente propositivo in cui si è potuto lavorare, collaborare, interagire sempre per i fini istituzionali e il bene comune. Oggi cosa rappresenta l'8 marzo per le forze di polizia? Stiamo vedendo questa commemorazione qui alla caserma dei Carabinieri in collaborazione con tutte le forze dell'ordine. Ecco, per una donna il significato. Allora, adesso come adesso, nel 2025, festeggiare questa data è importante solamente perché
pensiamo al passato, quindi a tutto quello che hanno dovuto trascorrere le nostre donne prima di noi per ottenere quello che noi adesso abbiamo, anche perché non c'è una differenza sostanziale tra il nostro ruolo e il ruolo dei colleghi maschi, quindi siamo arrivati ad una parità che ci consente di raggiungere tutti i livelli, quindi tutte le cariche, ed è bene però ricordare che tutto quello che noi abbiamo è grazie al sacrificio che hanno fatto le nostre donne prima di noi, e quindi per questo dobbiamo sempre ricordarle. Perché festeggiare l'8 marzo, la festa della donna? Secondo me non è festeggiare, io non la vedrei come una festa, io vedo questa ricorrenza come un ricordo e quindi un rispetto di quello che c'è stato nel passato, ed è bene anche far capire alle nuove generazioni che tutto quello che loro hanno non è così scontato, quindi basta pensare alle nostre nonne, a come vivevano, nella loro differenza rispetto a noi, e quindi è importante far capire che quello che noi abbiamo è frutto di tanti sacrifici. Colonnello, oggi qui volete ricordare con questa manifestazione in collaborazione con l'ANIOC l'8 marzo? Sì, una giornata dedicata alle donne, dedicata a donne professioniste che racconteranno le loro storie di realizzazione professionale, personale, per cui ci daranno l'opportunità di dare una testimonianza diretta di una storia che inizia 25 anni fa per le Forze Armate, con l'ingresso delle prime donne all'interno della nostra istituzione. Quindi una realtà che è divenuta dimensione quotidiana. Oggi parlerà il nostro comandante della compagnia, che è donna, e quindi diciamo è la testimonianza più realistica di quello che è il ruolo attualmente delle donne all'interno delle Forze Armate, che è un ruolo di assoluto primo piano e che garantisce alla stessa istituzione di poter avvalersi di questo apporto fondamentale. E l'associazione Concordia, insieme all'Istituto di Istruzione Superiore Niccolò Gallo, con la collaborazione della nostra emittente, organizza lunedì alle ore 11 nell'auditorium dell'Istituto l'International Women's Day. È un evento per la regia di Angelo Cinque che tra teatro, recitazione e musica affronterà le tematiche legate alla festa della donna, portando agli studenti ampi momenti di conoscenza e di forte riflessione sul ruolo della donna e il suo difficile percorso di emancipazione. E parliamo ancora di festa della donna, le donne della Resistenza, madri della Costituzione, itinerari di democrazia. È stato il titolo di una mostra organizzata dal Liceo Scientifico Leonardo con la collaborazione dell'Archivio di Stato. Preside, una mostra oggi 8 marzo, si parla di donne della Resistenza, madri della Costituzione, itinerari di democrazia, in collaborazione con l'ANPI. Sì, oggi concludiamo la nostra settimana dedicata all'8 marzo e la concludiamo direi nel migliore dei modi, perché abbiamo coniugato un passaggio storico importante che è entrato a pieno titolo nella storia delle donne, e cioè l'apporto che le madri costituenti hanno dato alla libertà e alla democrazia che oggi abbiamo il privilegio di vivere in Italia. E in secondo luogo, associato a questo, proprio perché per una scuola è importante il servizio dell'istruzione, abbiamo il piacere di ospitare la direttrice dell'Archivio di Stato, la dottoressa Florio, che farà un excursus sull'istruzione al femminile in particolare in Italia, anche per far comprendere ai nostri ragazzi come si è evoluto anche il significato dell'istruzione e della formazione per le giovani studentesse nel corso degli anni. È un momento particolarmente importante, perché io credo che oggi sia non solo una giornata celebrativa, ma una giornata di vera e propria lezione di educazione civica, un'educazione civica che innanzitutto parte come sempre dalla nostra Carta Costituzionale. La Carta Costituzionale che, come sappiamo, è stata scritta anche dalle donne che, sebbene in misura minore, hanno contribuito naturalmente ad apportare la loro capacità, il loro talento, ma soprattutto il pensiero delle donne, e questo credo che sia l'elemento principale. L'ANPI protagonista con una mostra qui a Leonardo oggi 8 marzo.
Sì, l'ANPI ha inteso dare un contributo che è stato raccolto dalla preside e di questo siamo contenti, e di questo intreccio soprattutto tra la giornata delle donne e l'80° della liberazione, quindi nello specifico del contributo che le 21 donne elette nella Costituente hanno dato alla Costituzione, inserendo alcuni articoli importanti, caratterizzando in un modo al femminile appunto alcuni articoli che sono ancora dentro la nostra Costituzione. È una mostra prodotta dall'ANPI della Sardegna che noi, iniziando da questa scuola, cercheremo di portare in giro in tutte le scuole della provincia di Agrigento per far conoscere questo contributo, perché è un contributo disconosciuto ma che è importante, che ha reso importante in senso migliorativo la Carta Costituzionale. Anche l'Archivio di Stato ha collaborato a questa mostra fotografica relativamente alle donne che hanno scritto la Costituzione, che hanno contribuito. Come? Oggi era importante, in seno a questa manifestazione che celebra il ruolo delle 21 madri costituenti, portare un contributo relativo al tema dell'istruzione femminile, un tema attuale e che deve imporre una riflessione su quello che è il valore universale dell'istruzione, quale strumento intanto per l'emancipazione femminile e in generale per l'affermazione dei diritti e dell'uguaglianza, soprattutto nei contesti educativi. Ancora Festa della Donna, ma attraverso il 77° mandorlo in fiore che prende il via questa sera, e a partire dalle ore 18 la via Atenea vedrà l'iniziativa La Sagra è Donna nei pressi di Dacanto, locale simbolo del rispetto e della valorizzazione delle donne. Sarà proiettato un filmato con oltre 230 scatti della fotografa agrigentina Linda Amella. A rendere ancora più suggestiva sarà l'atmosfera della voce di Agata Sardo, accompagnata dai ritmi di Carmelo Moscato e il sax di Damiano Tarallo. A completare le serata le ragazze dei gruppi folcloristici agrigentini che distribuiranno rametti di mimosa. Ma sentiamo il sindaco Francesco Miccichè. Oggi Festa della Donna, si apre la 77esima edizione della Sagra, anche il Comune con un appuntamento stasera presso la via Atenea farà una festa dedicata proprio alla donna. Sì, oggi è l'8 marzo, festa dedicata alla donna, inizia anche, come dicevi tu, proprio il mandorlo in fiore oggi con una festa di strada, tra virgolette, lungo la via Atenea, proprio dedicata a questa giornata. Voglio precisare però che ogni giorno dell'anno è festa della donna, quindi la celebrazione è soltanto una celebrazione simbolica, massimo rispetto per il sesso femminile. Ecco, Sindaco, ribadiamo che lei in un comunicato stampa ha voluto precisare che la Sagra si sta svolgendo nella massima legalità. Sì, io ho voluto precisare perché tutte le attività di questa amministrazione comunale si muovono secondo la trasparenza e la legalità, e così quindi anche l'organizzazione di questa meravigliosa festa. Si è fatto un lavoro certosino e ringrazio il mio staff, ringrazio i miei assessori, principalmente l'assessore Giulia e l'assessore Cantone, ma anche l'intera giunta, perché ognuno di loro ha un ruolo importante in questa manifestazione. Ringrazio anche il governo regionale nella figura del presidente Schifani, ringrazio anche il Parco Archeologico, la Fondazione Teatro Pirandello, l'ADMO, che ognuno di loro ha un ruolo importante e fondamentale in questa grande festa. Anche quest'anno parte da Agrigento questo messaggio di pace e di concordia, specialmente in un mondo tribolato da tanti conflitti. Penso che Agrigento sarà all'altezza di poter dimostrare quello che ogni anno riesce a tramandare. E ancora mandorlo in fiore, anteprima di solidarietà del Festival Internazionale dei Bambini del Mondo nell'ambito del 77° mandorlo in fiore. I piccoli di Taiwan stamane si sono recati al San Giovanni di Dio presso il reparto di pediatria. C'era per noi Giuseppe Moscato.
Il folklore in pediatria ormai è una tradizione, i bambini del mondo prima delle loro performance artistiche vengono a visitare i bambini per un momento di amore, una carezza e il folklore del mandorlenfiore. E come dice giustamente Luca Crescenzo, i bambini aiutano i bambini di Taiwan quest'anno aiutano i bambini degenti nel mio reparto, che per la verità sono attratti da questi costumi, sono attratti dalle danze, sono attratti dalla musica, ma soprattutto sono attratti dal loro sorriso, da come Taiwan mostra affetto e solidarietà a questi nostri bambini. E devo dire che è un momento di gioia, un momento di riposo nei riguardi di questi bambini che sono sottoposti a terapia e che magari hanno la febbre e che in questo momento stanno godendo della performance del gruppo di Taiwan. Anche il folklore può essere una buona terapia? Ma guarda, il folklore, parli con uno che è vissuto in mezzo al folklore nei tempi in cui giovanotto vestivo il costume del Val d'Agragas, sicuramente fa stare bene chi li indossa, ma fa stare bene chi invece vede le performance dei vari gruppi. I bambini del mondo portano un sorriso, una carezza, un momento di folklore per i bambini un po' più sfortunati che sono in pediatria. Sì, da 22 anni il Festival dei Bambini del Mondo inizia il proprio programma proprio dando questo attimo di serenità ai bambini che sono degenti qui al reparto pediatrico di Agrigento. Quest'anno abbiamo portato il gruppo del Taiwan che con le loro danze, la loro gioia, la loro anche sinuosità riescono a veramente riscaldare i cuori di questi bambini, sperando che possano uscire presto e possano venirci a vedere tra le strade di Agrigento. Tutto pronto per il festival? Tutto pronto per il festival, stanno arrivando gli ultimi gruppi e domani mattina si parte con la sfilata da Piazza Duomo, ritorniamo quindi nel centro storico di Agrigento per poi concludersi in Piazza Cavour dove i gruppi si esibiranno. Sicuramente questa è la prima volta che noi andiamo all'ospedale proprio per far capire ai bambini cosa significa l'UNICEF, perché noi siamo proprio per i bambini che hanno bisogno di tutto, vaccini, salute, noi siamo all'interno di questa grande organizzazione che è l'UNICEF. È da tanto tempo che noi facciamo parte di questa organizzazione. La nostra è il simbolo della pigotta. La pigotta è una bambolina di pezza, proprio per i bambini che la stringono, la guardano, ci stanno vicini, per loro è qualcosa di particolare avere la pigotta in braccio. E anche per noi, perché questo simbolo significa il simbolo di tutto il mondo. Cambiamo argomento. La crisi delle marinerie siciliane richiede l'impegno immediato di tutte le istituzioni, dai ristori per il caro gasolio a quelli necessari per fronteggiare le conseguenze dei cambiamenti climatici, dai calendari per il fermo biologico alla sostenibilità ecologica e sociale di tratti di mare preclusi alla pesca. Lo dicono il capogruppo PD all'Ars Michele Catanzaro e l'europarlamentare Dem Giuseppe Lupo. Chiederemmo di incontrare la prossima settimana il commissario europeo per la pesca per rappresentare le difficoltà del settore delle imprese della pesca in Sicilia, dicono. Ed è stato presentato ieri al Palacongressi il nuovo libro di Paolo Cilona, Le ville di Agrigento, un excursus sulla devastazione ambientale, la cementificazione selvaggia operata a partire dalla Villa Garibaldi in poi, con un focus in particolare sullo scempio della Villa del Sole.
Paolo Cilona, un libro sulle ville di Agrigento, ma serve anche a tracciare un excursus di quanto l'amministrazione della cosa pubblica sia difficile e lontana dall'ambiente. È stata una serata molto interessante, perché è stato discusso un problema molto importante che riguarda la distruzione di una villa importante per Agrigento, che era la Villa del Sole, la presenza di tanta gente e degli interventi da parte dei relatori che hanno messo il punto sulla piaga per dire che Agrigento ha bisogno invece di tutela del verde, di promozione del verde e soprattutto della tutela e della salvaguardia di tutte le ville comunali. Una interrogazione parlamentare che ho depositato tempo fa, già il 10 di settembre del 2024, al Ministro per la Cultura ma anche al Ministro per l'Ambiente, proprio sullo scempio di Villa del Sole. Stasera ne abbiamo parlato, lo abbiamo fatto attraverso la lodevole pubblicazione di Paolo Cilona, al quale va naturalmente il mio plauso. L'abbiamo fatto attraverso un dibattito davvero di livello e con una platea numerosa e interessata. Quello di Villa del Sole è un patrimonio della città di Agrigento e della provincia di Agrigento. È stato ormai distrutto. Noi abbiamo detto più volte, abbiamo manifestato più volte la nostra contrarietà, che è anche data dalla legge, la contrarietà che noi abbiamo manifestato a tutti i livelli. Continueremo a farlo, l'abbiamo fatto questa sera, continueremo a farlo nelle sedi opportune. La Villa del Sole fa parte della storia di questa città, non è un giardino storico nel senso che non ha 2 secoli di vita, ma è stata lungamente vissuta anche da me in maniera straordinaria, fa parte dei nostri ricordi, della nostra vita. È chiaro che quell'impianto originario, un ottimo progetto degli anni 70, ecco, non reggeva più, ma questo è successo in tutti i comuni d'Italia, troppo costi gestionali. Era necessario a questo punto farlo evolvere in un sistema del verde a bassa manutenzione che mantenesse ovviamente l'area verde, la possibilità di fruizione, senza che l'amministrazione pubblica dovesse patire le difficoltà di una gestione troppo onerosa. Ecco, questo doveva essere il destino della Villa del Sole, una sua evoluzione in un'area verde innovativa e capace di offrire ai cittadini uno spazio di ristoro delle loro anime. E c'è una lettera della Regione ai gestori delle discariche siciliane per invitarli a rivedere la capacità residua dei loro impianti. La decisione è stata presa alla luce di una recente sentenza del Consiglio di Stato che chiarisce che il calcolo della volumetria deve escludere il materiale usato per coprire e contenere i rifiuti. In pratica solo i rifiuti effettivamente depositati contano ai fini dello smaltimento. In questo modo si potrebbe liberare fino al 20% di spazio negli impianti. Questo consentirebbe di ridurre la necessità di spedire i rifiuti fuori dalla Sicilia. Ed è Paola Antinoro, la neocoordinatrice di Fratelli d'Italia, eletta stamane nel corso del congresso comunale del partito. Ci sono le interviste. Paola Antinoro, nuova segretaria di Fratelli d'Italia, ecco quale sarà il corso che darà al partito ad Agrigento? Sì. Per il 2025 è cominciata la stagione congressuale che ci vede tutti impegnati nella celebrazione dei congressi comunali in tutti i comuni della provincia di Agrigento, tutti i comuni regionali e in tutta l'Italia. E proprio perché il congresso sarà un'opportunità per Fratelli d'Italia di adeguarsi ai cambiamenti e di radicarsi sul territorio. È uno strumento di democrazia che chiaramente legittima il ruolo del coordinatore e del coordinamento, il quale diventerà un punto di riferimento per i nostri eletti delle liste di Fratelli d'Italia in ambito locale, diventerà punto di riferimento per tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo della politica e vogliono aderire in Fratelli d'Italia. Noi lavoreremo
in maniera capillare sul territorio, vicino ai nostri consiglieri, ai nostri assessori, e ci prepareremo alle nuove amministrative per il 2026. Chiaramente il nostro lavoro verrà supportato dalla deputazione regionale e nazionale, nella persona dell'onorevole Gisa Marino e dell'onorevole Calogero Pisani. Lavoreremo appunto accanto ai nostri consiglieri e ai nostri assessori, proprio per attenzionare quelle che sono le problematiche che riguardano Agrigento. Commissario onorevole Sbardella, oggi ad Agrigento è il suo primo incarico come commissario. Ecco, quale sarà la sua mission? Allora, la mia mission principale è quella di fondere i due territori in cui era stata suddivisa organizzativamente la regione Sicilia. Noi avevamo un coordinamento Sicilia occidentale e un coordinamento Sicilia orientale. Procederemo a questa unificazione per far funzionare meglio le strutture e per dare maggiori risposte al territorio, organizzando il partito sul territorio con apertura di nuove sedi, con nomina di tutti i coordinatori comunali, comune per comune. Ecco, sarà un incarico un po' difficile, insomma, considerando anche che il partito cresce, le anime sono diverse, quindi confluire su un senso unico, su un nome, credo che sia un po' difficile, no? L'incarico è, diciamo, non lo ritengo un incarico difficile, perché abbiamo una classe dirigente eccezionale che finora ha lavorato tantissimo, ha ottenuto ottimi risultati. Cercheremo di crescere ancora di più, di radicare il partito sul territorio, e con questa bella classe dirigente che abbiamo non sarà difficilissimo. Una valutazione su questo primo congresso ad Agrigento? Agrigento è una città importante per la Sicilia, è una città che conoscono in tutto il mondo per le bellezze che hanno. Oggi questo primo congresso cittadino di Fratelli d'Italia, a cui lei partecipa? Sì, oggi diciamo che è un evento importante per la città di Agrigento. Fratelli d'Italia fa il congresso cittadino, oggi verrà eletta come segretaria cittadina Paola Antinoro, la quale ha sempre meritato, è una militante di Fratelli d'Italia che ha sempre meritato, ha lavorato per il bene del partito, soprattutto è stata sempre molto attenzionata, ha sempre attenzionato molto la città di Agrigento. Oggi Fratelli d'Italia quindi rinnova i suoi organi cittadini, naturalmente anche in prospettiva di elezioni future e anche di una programmazione del territorio di iniziative di Fratelli d'Italia. Il partito in provincia di Agrigento è un partito in grande crescita, abbiamo avuto adesioni in tutti i congressi comunali che stiamo celebrando proprio in questi fine settimana, per cui anche ad Agrigento segniamo questa crescita, questa organizzazione radicamento nel territorio. C'è tanta gente che guarda con simpatia al lavoro fatto da noi sul territorio, ma soprattutto al grande lavoro che sta facendo la nostra leader Giorgia Meloni, che è instancabile, che è competente e che sta ridando dignità all'Italia. Questo è un motivo per cui la gente vuole avvicinarsi a Fratelli d'Italia. L'organizzazione è improntata con il segno di inclusività e di apertura rispetto a queste energie sane che nell'area di centrodestra ci sono e che vogliono avvicinarsi a Fratelli d'Italia. Una sua valutazione sul commissariamento che è arrivato? Ma noi lo sapevamo già da diversi mesi che c'era la necessità, che era stata un po' sollevata da tutti, di riunificare il partito con un'unica regia. La scelta era su un deputato nazionale, Luca Sbardella è sempre stato vicino alle nostre iniziative alla Sicilia, per cui è assolutamente utile, anche se va dato merito a Giampiero Cannella per il lavoro che ha fatto in questi anni nella Sicilia occidentale. Noi abbiamo avuto riferimento certo, è una gran persona per bene, ma è chiaro che un partito che cresce non può avere due voci, ne deve avere una unica. Presidente Lasse Calvagno, qui al primo congresso cittadino di Fratelli d'Italia, ad Agrigento, capitale 2025. Sì, siamo ad Agrigento e siamo molto contenti di poter essere qui ad ospitare il nuovo coordinatore, il nuovo commissario regionale Luca Sbardella, a cui facciamo un in bocca al lupo. Ringraziamo per il lavoro svolto sino a questo momento sia Giampiero Cannella che Salvo Poiese come coordinatori regionali. È certamente un momento importante perché c'è attenzione da parte dei parlamentari e di tutta la classe dirigente di Fratelli d'Italia a livello nazionale, e soprattutto è bello vedere che ci sono ancora dei circoli che aprono, a differenza possibilmente di altri che invece chiudono o non si occupano di quella politica territoriale che riteniamo sia il sale
che possa condire le nostre giornate e soprattutto far sì di poter percepire quelle che sono le esigenze del territorio. Presidente, mi scusi una domanda, ma si perderanno questi fondi europei per il riarmo dell'Europa? Ieri è uscita questa notizia, lei come Presidente dell'AS cosa ci può dire? Questa è una domanda che, le dico la verità, non dovrebbe essere tanto rivolta a me, ci sono diversi eurodeputati che ci rappresentano, abbiamo un ottimo premier Giorgia Meloni che si sta occupando e ha parlato, se non ricordo male, di non utilizzare la parola di riarmo, ma ha voluto utilizzare altre parole. Credo che ci sia grande attenzione, noi siamo certamente per trovare una sintesi che sia quella della pace. Oggi celebriamo qui ad Agrigento, città del capoluogo, il congresso di Fratelli d'Italia. La campagna congressuale è stata meravigliosa e bellissima, all'insegna dell'unità, per dare ancora maggiore forza al nostro partito, per servire il nostro territorio che è la provincia, ma anche la regione siciliana e la patria, come ci ha insegnato il nostro leader Giorgia Meloni. Senatore Marinello, a questa iniziativa, oggi primo congresso ad Agrigento in un momento di crescita ma anche di commissariamento, la sua valutazione? Sì, questo è un grandissimo passaggio, già si sono celebrati congressi in circa 10 città importanti della provincia di Agrigento, continueranno altri congressi. Il passaggio ad Agrigento, la città capoluogo, è fondamentale, è importantissimo per dare regolarità e continuità all'azione politica del partito in grande crescita e che oggi esprime, come tutti sappiamo, il capo del governo. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. E la Dea bendata bacia Agrigento. Questa mattina un giocatore ha centrato una vincita di 24.000 euro circa grazie ad una giocata di 4 numeri, riuscendo ad ottenere 4 terni di quaterni. È accaduto in una tabaccheria situata in via Duomo al numero 44. Pur avendo indovinato tutti e 4 i numeri, però non ha giocato la quaterna, mancando così la supervincita da oltre 120.000 euro. L'Unione Nazionale dei Consumatori, rappresentata da Mario Cardella, e Adiconsum, rappresentata da Ilenia Capodici, hanno incontrato il prefetto di Agrigento. Al centro della discussione le criticità cittadine in ordine ad Agrigento, capitale della cultura. I rappresentanti delle associazioni dei consumatori, Manlio Cardella e Ilenia Capodici, hanno incontrato il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo. Abbiamo sollevato, affermano in una nota, le nostre riflessioni e valutazioni con particolare riguardo alla preparazione di Agrigento per l'importante ruolo di capitale della cultura 2025, evidenziando le continue problematiche più significative che potrebbero compromettere l'immagine della città e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e visitatori. In particolare, la totale assenza di un'adeguata preventiva pianificazione per la gestione di servizi fondamentali, tra cui la viabilità, la fornitura di acqua nonché la pulizia urbana, a cominciare dalle periferie abbandonate, piazze e strade principali caratterizzate da un elevato numero di buche e lavori di manutenzione incompleti, che ostacolano la circolazione, creando disagi sia ai residenti che ai turisti, oltre alla gestione del traffico che risulta inefficiente per l'assenza di segnaletica chiara e di soluzioni alternative, così da evitare congestionamenti. Grande soddisfazione e apprezzamento per il prefetto da Cardella e Capodici che, hanno affermato, ha espresso una chiara volontà di affrontare le difficoltà segnalate, offrendo concrete soluzioni, mostrando altresì una notevole sensibilità verso le istanze della comunità agrigentina. C'è stato un maxi furto in un negozio di ottica a Lampedusa. Ignoti malviventi sono entrati in azione nella notte tra mercoledì e giovedì in un esercizio commerciale della centralissima via Roma. Dopo aver forzato la porta d'ingresso hanno rubato i soldi custoditi nella cassa e anche diverse montature ed occhiali di marca. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 20.000 euro. Ed è stato inaugurato presso l'ospedale di Sciacca il nuovo pronto soccorso. Vediamo. Direttore Capodici, si inaugura finalmente l'area di emergenza-urgenza dell'ospedale di Sciacca, un traguardo importante che fa il paio con tante azioni già compiute e in essere per l'intero Giovanni Paolo II. Sì,
oggi inauguriamo il pronto soccorso, un'area dell'emergenza di oltre 500 metri quadrati, attrezzata di tutto punto, attrezzata con tecnologia all'avanguardia, sia a livello di posti, sia a livello di letti, sia a livello di sistemi diagnostici, dotato di posta pneumatica, dotato di un mini laboratorio, che all'interno del quale ci sono 6 posti letto di osservazione breve intensiva e 8 posti letto di astanteria. Tutto questo dovrà servire a dare una maggiore qualità di assistenza all'utenza del territorio di Sciacca e dintorni. E questo fa è la continuazione di un intervento che stiamo facendo sull'ospedale di Sciacca, che consideriamo un DEA di primo livello e quindi un ospedale di riferimento per quest'area, per l'area ovest della provincia di Agrigento. Una per tutte voglio ricordare la riattivazione dell'ortopedia. Abbiamo riattivato l'ortopedia che nell'estate scorsa ci aveva dato grossi problemi, all'utenza. Inauguriamo oggi anche una TAC, una risonanza, un apparecchio di radiologia digitale al servizio quindi dell'ospedale. Voglio anche ricordare l'attivazione della camera iperbarica, della Scambler Therapy, di un laboratorio di analisi completamente ristrutturato, l'attivazione dell'ospedale di comunità che c'è stato qualche settimana fa, sempre qui, la possibilità di poter nel futuro operare per la mammella, quindi che la equipe della Breast Unit di Agrigento possa operare anche a Sciacca, limitando quelle che sono le mobilità passive di questa area. Stiamo assumendo dei neurologi sia per Agrigento sia per Sciacca, in modo da attivare al meglio le 2 stroke unit di Sciacca e di Agrigento. Stiamo facendo partire tutti i concorsi di primario, di direttore di unità operativa complessa, il termine tecnico esatto, in particolare quello della chirurgia qui dell'ospedale di Sciacca. Quindi è soltanto un tassello di un grande intervento di sistema che l'ASP sta facendo a 360 gradi. E la regione siciliana offre 2 giornate di ingresso gratuito nei musei e parchi archeologici dell'isola. Oggi, giorno 8, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'accesso sarà gratuito per tutte le visitatrici e lunedì 10, per la Giornata dei Beni Culturali Siciliani, l'entrata sarà gratuita per tutti. Questa giornata, ricordiamo, è dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa, l'archeologo e assessore regionale tragicamente scomparso in un disastro aereo in Etiopia. Avverrà il prossimo sabato 15 marzo a Canicattì la traslazione delle spoglie del beato Livatino. La traslazione del corpo del beato Rosario Angelo Livatino dalla cappella di famiglia, sita nel cimitero comunale, a una più idonea collocazione nella chiesa Santa Chiara in Canicattì, avrà luogo sabato 15 marzo prossimo. Lo ha comunicato l'Arcidiocesi di Agrigento, che ha inviato una nota spiegando che a partire dalle ore 14, nel cimitero di Canicattì, in forma privata, dopo un momento di preghiera presieduto dall'Arcivescovo Alessandro Damiano, si procederà all'apertura dell'oculo e alle operazioni accessorie. Dopo la sistemazione della cassa lignea con il corpo del beato nella cassa di rinforzo in zinc, avrà inizio un corteo su un mezzo di rappresentanza e senza concorso di popolo che percorrerà la via nazionale, via Capitano Ippolito, piazza 4 novembre, Corso Umberto. Davanti il municipio, la cassa sarà posta su un carrello processionale spinto a mano e sarà accolta dai fedeli davanti la chiesa San Diego. Dopo un breve momento comunitario di preghiera, avrà inizio il corteo pubblico lungo viale Regina Margherita, con sosta davanti la casa natale del beato, viale della Vittoria e via Bugino, per giungere alla chiesa Santa Chiara. Dopo l'ingresso in chiesa del corpo del beato, avrà luogo un momento di preghiera, durante il quale saranno nominati e presteranno giuramento i membri del tribunale ecclesiastico che procederà alla ricognizione canonica. Terminato il momento di preghiera, avrà inizio la fase strettamente privata della ricognizione.
Il divario economico italiano, nord e sud, è il titolo del libro di Enrico Maraventano che verrà presentato il prossimo 13 marzo alle ore 17 nel foyer del Teatro Pirandello. L'occasione fornirà un momento di riflessione che troverà spazio nel corso di una tavola tematica sul divario dal 93 a oggi, stato dell'arte, testimonianze e tentativi di riscatto in terra di Sicilia. E ieri sera al Teatro Pirandello Francesco Buzzurro, accompagnato dal fratello Giovanni, Mauro Schiavone e Paolo Vicari, con il concerto Migrantes hanno dato una grande serata al pubblico. Giuseppe Moscato. Il Teatro Pirandello di Agrigento ha ospitato ieri sera il concerto Migrantes. Protagonista il chitarrista agrigentino Francesco Buzzurro, considerato uno dei più grandi chitarristi al mondo. Con lui sul palco il fratello Giovanni Buzzurro al basso, arrivato direttamente dal Messico per partecipare a questo importante e straordinario evento musicale inserito nel contesto di Agrigento Capitale della Cultura 2025. A completare lo straordinario quartetto il maestro Mauro Schiavone al pianoforte e il maestro Paolo Vicari alla batteria. Il concerto ha ripercorso la produzione artistica di Francesco Buzzurro, che ha voluto dedicare anche importanti momenti musicali ai più grandi chitarristi del mondo. Ma sentiamo. Sì, sicuramente è un concerto particolare, soprattutto perché suonerò composizioni originali, che sono tratte da varie mie produzioni discografiche, ma sicuramente tutti collegati da un unico filo conduttore, che è appunto quello della migrazione, dell'emigrazione anche, no? Raccontando questi viaggi dei popoli che comunque fuggono dalle guerre o che scappano da situazioni difficili, ma non mancheranno le dediche alla mia città sicuramente, con dei brani che poi alla fine ho sempre composto nella mia casa di Siguriana Marina, quindi io sono agrigentino assolutamente doc, quindi felicissimo di stare col mio pubblico che so che mi ama moltissimo e poi capirete quale può essere la gioia di avere anche i miei più cari amici, la mia famiglia tra il pubblico, insomma sicuramente un pizzico di adrenalina in più. Una riunione soprattutto con Giovanni, dai. Sì, questo diciamo è il motivo che più mi dà gioia questa sera, avere mio fratello Giovanni che come sapete tutti vive in Messico, dove suona ad altissimi livelli con Lila Downs, che è la più grande cantante di world music messicana, però sono riuscito ad agganciarlo tra un tour e l'altro e a portarlo ad Agrigento per condividere con me questa meravigliosa serata. E poi un pizzico di orgoglio per Agrigento, capitale della cultura. Quello non può mancare, anche perché diciamo le musiche del video di candidatura lo sanno tutti che sono le mie. Ho condiviso questa bellissima avventura con il mio grande amico attore Gaetano Aronica, che seguo sempre con grandissimo affetto e stima. E adesso chiaramente è il momento che Agrigento colga al volo questa immensa occasione che ha, e lo sta facendo con una programmazione culturale ricca e variegata. E alle porte del Mandorlo in Fiore, che inizia praticamente domani. Sì, in effetti io vivo questo mio concerto di stasera, che comunque comprende dei brani anche vicini, se vogliamo, al folk, lo vivo sì come una vera apertura della Sagra del Mandorlo e ne sono anche felice, perché poi all'interno della mia musica, che alcuni critici definiscono fusion music, ci sono chiaramente gli elementi del folk, del jazz, della musica brasiliana, della musica d'autore siciliana, insomma c'è veramente un mix di tutto e sono convinto che il pubblico agrigentino apprezzerà questa mia scelta. Giovanni, ritornare a casa, esibirsi assieme a fratello, ma soprattutto ad Agrigento, capitale della cultura. Guarda, è una cosa bellissima, è un qualcosa che ti fa stare bene. Casa è il posto più bello dove stare sempre, dove i tuoi sentimenti si uniscono alle grandi amicizie da quando eri piccolo ad oggi. È un modo per fare musica con la gente che ami. Un'esperienza che auguro a tutti e spero insomma di divertirmi assieme a tutti quegli amici che hanno deciso di venire e passare una splendida serata assieme a noi. E poi la riunione con Francesco. Suonare poi con tuo fratello è un plus, ci divertiamo, ci punzecchiamo sul palco sia musicalmente ma anche dicendoci delle cose, facendo dei piccoli segnali che insomma ti fanno capire che ci conosciamo a menadito, quindi è una cosa stupenda anche quella. Il filo conduttore e poi Migrantes, no? Una cosa che ti appartiene direttamente. Assolutamente sì, io sono
un emigrato, anche se devo dire non ho mai perso questo vincolo, questo legame con l'Italia e soprattutto con la Sicilia. Ho elaborato tantissimi progetti, sono presidente del Comites Italiano in Messico, cioè rappresento 50.000 italiani in Messico, e quindi attraverso questa mia esperienza posso dirti che essere italiano è anche quello, è un plus, specialmente quando uno si porta dietro questo bagaglio culturale importante, nel mio caso nel mondo della musica. E quindi anche un orgoglio Agrigento, capitale italiana della cultura. Ma non c'è dubbio, quando ho saputo che Agrigento è diventata capitale della cultura, intanto è stato un momento di gioia fortissima, quindi ringrazio pubblicamente tutti coloro che hanno lavorato affinché questo sogno si realizzasse. Venire poi a suonare per questa grande manifestazione ti riempie di gioia. E adesso per lo sport, Carmelo Lentini e poi Giuseppe Moscato, importante partita per il Castrum Favara che incontra al Brucculeri il Pompei. 27ª giornata del campionato di Serie D Girone I, mancano 7 giornate, tolta la trasferta di questa domenica in casa della Regina. Oramai la compagine del Temple è esiliata all'ultimo posto, con 8 punti di distacco dalla penultima, scenderà in campo con i propri giovani sospinti solamente da un grande orgoglio. Al Granillo li attende una gara senza storia che in altri tempi sarebbe stata classificata come match clou. Ad oggi, salvo un paio di new entry dirigenziale, nuovo DG Sergio Di Benedetto e Giuseppe Arnone presidente, non si registrano altri movimenti sostanziali. Ordinare amministrazione per garantire il completamento della stagione, con la speranza di rivedere sventolare presto la bandiera biancazzurra. Occasione propizia invece per il Castrum Favara per allungare la in classifica generale, ospitando il Pompei, mentre l'Icata di Pippo Romano sarà impegnato nello scontro diretto contro la Cireale. Sarà lotta senza quartiere ad Enna, dove sarà di scena il capolista Siracusa. Paolo Greco della sezione di Ascoli Picene invece l'arbitro designato per questa gara di campionato di Serie D Girone I, decima di ritorno appunto tra Regina ed Acragas, che si disputa allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria a partire dalle ore 15 per come concordato tra le due società. I suoi assistenti saranno Francesco Foglietta di Foligno e Mario Nica di Terni. Mister, la preparazione a queste partite, no? Andiamo per luoghi comuni, però succede, il calcio ha sempre riservato sorprese inaspettate in quanto tali. Cioè, la preparazione è stata come le altre o hai avvisato i ragazzi che a prescindere dalle problematiche dell'Acragas la testa deve essere uguale a quella di Paternò? No, abbiamo parlato inizio settimana, della volontà, della necessità di fare una gara importante, perché Acragas o non Acragas, chiunque sia, sono sempre 3 punti che noi dobbiamo conquistare e poi insomma credo possa essere anche un campanello d'allarme il fatto che l'Acragas 7 giorni fa abbia affrontato la Cireale che pochi giorni prima aveva messo sotto il Siracusa e ha fatto 0-0, quindi questo deve essere anche un campanello d'allarme, perché le partite non si vincono prima di giocarle, bisogna prima giocarle, avere l'atteggiamento giusto, avere il rispetto giusto degli avversari. Siamo costretti purtroppo ogni domenica a fare l'elenco degli assenti o degli infortunati, posto che Porcino è squalificato. Doi diffidato, la situazione dell'infermeria? L'infermeria c'è, a parte Toti appunto che è squalificato, c'è Salandria che ha ancora qualche problemino, insomma il resto sono tutti a posto, insomma Rossetti ha ancora tanti problemi alla schiena da un po' di tempo, però insomma stanno tutti bene per il resto. Sì, Giulio Dori, esatto, scusate, mi ero dimenticato anche Giulio Dori. Ma Giulio Dori a proposito? Giulio ha avuto un piccolo stiramento, una distrazione muscolare, un piccolo stiramento, insomma, quindi crediamo che alla ripresa dopo la sosta sarà a disposizione.
Con un morale sicuramente alto dato dalla prestigiosa vittoria di domenica scorsa in terra calabra, dove la Castrum Favara ha conquistato 3 punti a discapito dell'Ocri, domani gli uomini di mister Infantino sono attesi per un altro importante appuntamento, questa volta in casa allo stadio Brucoleri, dove è ospite il Pompei. La squadra campana è una vecchia conoscenza dei favaresi, squadra protagonista lo scorso anno dei play-off e sicuramente una squadra bisognosa di punti come la Castrum Favara, desiderosi entrambe di rimanere in questo prestigioso campionato di Serie D, pur essendo entrambe delle matricole. Questa mattina al Brucoleri l'allenamento di rifinitura guidato da mister Infantino per avere le ultime indicazioni sulla migliore squadra che domani dovrà scendere in campo per conquistare sicuramente la posta piena. Infatti è intenzione della società e di tutti i ragazzi di arrivare il più presto possibile alla quota salvezza e quindi ben figurare anche da matricola in questo campionato. Domani la società ha decretato ancora una volta il costo del biglietto al 50% in gradinata con la prevendita a soli 5 euro. Subito dopo l'allenamento, in sala stampa, con il collega Giuseppe Episcopo, abbiamo sentito mister Infantino e il direttore sportivo Tino Longo. Sì, un'altra partita determinante per la salvezza, uno scontro salvezza. Affrontiamo una squadra in salute perché ha fatto 2 risultati, 2 vittorie consecutive e una grandissima prestazione contro la Scafatese. Il Pompei ha formato una squadra importante con un allenatore importante che io stimo tantissimo, però dall'altra parte c'è una squadra che ha bisogno di questi punti per allontanarci dalla zona rossa. Credo che sia una partita importantissima per tutte e 2 le squadre. Recuperiamo lo squalificato Baglioni ed è un recupero importante in vista anche di una rosa ristretta a causa di alcuni infortuni, però dall'infermeria arrivano buone notizie per Ignazio Varela. Sì, devo ringraziare lo staff sanitario che sta facendo un lavoro importante. Più giocatori abbiamo a disposizione, più abbiamo la possibilità, un'ampia scelta per affrontare questa squadra, però credo che tutti, al di là della condizione fisica, l'aspetto mentale è essenziale. I miei giocatori sono pronti per fare una grande partita domani. Importante 3 punti domani con il Pompei e poi non bisogna sottovalutare l'importante pausa in questo momento che arriva poi la prossima settimana per recuperare un poco. Sì, sicuramente noi stiamo bene, però sicuramente ci serve per recuperare questi piccoli acciacchi che abbiamo avuto, di Cristina, De Min, Puccio, avanzato. Credo che Ignazio Varela, credo che questa sosta ci può servire solamente per recuperare gli infortunati, perché la squadra sta molto bene, però in questo momento ci dobbiamo concentrare per questa partita che per noi è determinante, importante, anche per la piazza che l'anno scorso è stata, l'ho visto, ho assistito a una bellissima partita, 2 società che si stimano, 2 tifoserie che si stimano tantissimo anche loro, però sotto in campo ci sono interessi importanti per la classifica, poi a fine partita chi sarà più bravo si faranno i complimenti, speriamo che siamo noi. Non possiamo lasciare punti in casa, ormai dobbiamo pensare che ogni punto è proprio lì per darci la tranquillità di andare a chiudere questa benedetta salvezza. Pompei è una squadra importante, fatta di giocatori importanti, quindi verranno qui col coltello ai mezzi ai denti e noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita, ma come ho sempre detto il nostro destino è legato solo nelle nostre mani. Abbiamo 5 gare interne e 3 fuori casa in 3 campi proibitivi, ricordiamo Siracusa, Scafati e Reggio Calabria. Però questa squadra fuori casa finora ha ottenuto tanti punti perché gioca con una serenità mentale di non chiudersi e mettere l'autobus dietro. Sì, andiamo come tutte le partite che abbiamo fatto fuori casa, andiamo sempre con la consapevolezza che noi dettiamo sempre i
nostro gioco, perché il mister non è un difensivista, il suo gioco è molto offensivo, quindi non abbiamo timore di andare a giocare contro questi blasoni, anche perché, ripeto, nel momento in cui siamo tranquilli che c'è una classifica già che ci delinea praticamente la salvezza, allora potremmo diventare una squadra ostica. Le condizioni meteo danno bel tempo per domenica. L'ennesimo appello ai tifosi del Favara, perché adesso la partita si fa dura e in queste 5 giornate interne, queste 5 partite interne, è giusto che il Brucolari faccia la sua parte. Io ho detto che i tifosi sono la cosa più importante per i ragazzi. Quest'anno è venuto a mancare il tifo degli Ultra, della Curva Nord, e si sente. Io ho sempre detto, mi dispiace per questi ragazzi, ma ripeto, come ho sempre detto prima, hanno fatto una scelta, le scelte che si fanno devono essere rispettate, e quindi non lo so, sarei non contento di più se per una partita avessero la voglia di venire a tifare, perché veramente abbiamo bisogno di loro. Noi ci auguriamo di salvare subito la categoria, perché la nostra, diciamo, vittoria del campionato, e di avere tutto il prossimo anno al Brucoleri tifo organizzato su tutte. Il tifo di Favara è eccezionale, tutto il tifo, a prescindere dal tifoso degli Ultra, quindi mi auguro che domenica lo stadio abbia almeno 1.500-2.000 persone, perché questa società e questi giocatori se lo meritano. E adesso scendiamo di categoria. E mentre prosegue a distanza il duello per il salto di categoria tra Athletic Palermo e Gela, con la prima in vetta con 4 punti di margine, l'Unità si sciacca attualmente al terzo posto, gioca a San Vito Lo Capo per consolidare la propria posizione. Questo match è molto attenzionato anche per la presenza di un paio di ex sacragantini in campo e compagni di squadra nell'anno della promozione dell'Agregas in Serie D. Da parte trapanese infatti ci sarà Desiderio Garufo, da quella saccense Alfonso Cipolla. Si riparte dopo un turno di sosta anche nel campionato di promozione Girone C. Si riprende all'insegna del duello tra Camarat e Giarre, che contendono il salto di categoria nel prossimo torneo di eccellenza. La compagine etnea si trova in vetta alla classifica con 2 punti di vantaggio sui rivali del Camarat, ma questa domenica potrebbe verificarsi un nuovo sorpasso. Infatti la compagine giarrese del tecnico Sebi Catania dovrà osservare un turno di sosta, mentre il Camarat sarà impegnato sull'ostico rettangolo di gioco del Serra di Falco. Tutto passa dal risultato di questo match in terra di Sena, per cui se il Camarat riuscisse a superare i padroni di casa, ritornerebbe a vadeggiare in vetta alla classifica pur se di un punto. Il Casteltermine ritorna in casa con il fanalino di coda San Pietro, l'Aragona con il nuovo tecnico Mauro Miciche sarà ospite invece del Santa Domenica Vittoria. Infine il Gemini sul proprio campo con il Villarosa San Sebastiano. Anche nel campionato di prima categoria Girone B si riprende a giocare dopo aver osservato un turno di sosta. L'Embedoclina di Mariano Cordaro, dopo l'ultima tonificante vittoria esterna ottenuta che ha migliorato la classifica generale, sarà costretta a pigiare sull'acceleratore per uscire dai bassi fondi della graduatoria e guadagnare la salvezza diretta. Infatti la compagine marinara si trova a soli 2 punti dalla zona salvezza diretta ed è preceduta appunto dal Campofranco e dallo Sporting Termini. A 3 giornate dalla conclusione del torneo tutto è possibile. Intanto questa domenica si ritorna a Collura per affrontare appunto il Sant'Anna Enna, diretta rivale per la permanenza in prima categoria. Termina qui il nostro telegiornale anche per oggi. Vi ringraziamo di aver seguito la nostra informazione. Vi ricordiamo che potete continuare a vederla sul 93 alle 15, alle 20 e alle 9 del mattino sul 268 in tutta Italia delle Smart TV e ancora sui nostri canali social, oltre che sul sito www.televideoagrigento.tv ovunque nel mondo. Grazie per essere stati con noi, a tutti un buon weekend.